quando sono partito io dalla lavorazione della sistemazione di terreni che erano soltanto roccia, e dalla roccia adesso far nascere la pianta, la vite, il grappolo, l'uva, il vino, il recioto di soave, la sublimazione, diciamo, di quello che la natura riesce a dare. E noi stiamo riuscendo ad ottenere un ottimo rapporto tra uomo e natura. Il fruttaio verticale è nato intanto da un'idea storica, perché quando si produceva pochissimo l'uva veniva appesa per l'appassimento nei granai. Oggi continuiamo a farlo perché si controlla molto meglio l'appassimento e dopo 5-6 mesi di questo appassimento otteniamo un risultato decisamente migliore nella qualità del recioto. Certo che quando raccogliamo l'uva per pigiarla dopo 6 mesi è come fare un'altra vendemmia. Quindi la resa è del 15%, da 100 kg d'uva riusciamo ad ottenere 15, 16, 14 litri di vino a seconda dell'annata. L'emozione più vera è quando posso far assaggiare il mio vino a tutto il mondo, soprattutto quando non sono a Soave, e quindi in questo modo porto nel mondo la nostra azienda, il nostro modo di vivere, le nostre fatiche che stanno dietro anche a una bottiglia di vino. Assaggiano una famiglia, tanto per cominciare, una storia diversa forse dalle altre e forse anche un po' l'incoscienza di mio papà e dei miei genitori.